Noi ci siamo accorti nel momento in cui il governo ha introdotto il super bonus del 110%, che una parte rilevante del patrimonio immobiliare del Paese e della Regione era costruita in maniera non conforme al titolo edilizio in possesso. Cioè ci sono una serie di illegittimità negli immobili, dobbiamo capire quali sono le legittimità sanabili e quindi qual è il livello di tolleranza e quali invece sono difformità che non possiamo considerare tollerabili. Ora, noi abbiamo due strade: o decidiamo, come peraltro ha già deciso di fare il governo, che l'elemento attorno a cui noi definiamo la tolleranza dello stato dell'immobile è il catasto, che nei casi diciamo di buona fede è sicuramente corretto, ma io trovo che sia non solo pericoloso, ma anche tecnicamente scorretto indicare nel titolo di abilitabilità o agibilità il titolo che garantisce sullo stato dell'immobile. È una scorciatoia, non è una soluzione corretta ad un problema che esiste. Se io decido di fronte ad un problema di questo tipo che il documento per il quale mi posso garantire la legittimità dello stato dell'edificio è l'abitabilità o l'agibilità, sto surrettiziamente proponendo un condono. Peraltro la Corte Costituzionale, come dicevo precedentemente, ha già detto che quel meccanismo non funziona, perché essendo un condono non è la Regione che può autorizzare i condoni, ma lo Stato. Ecco perché dico o norme inutili o norme che rispondono in maniera sbagliata ad un problema che esiste. Perché in realtà, se quello che noi abbiamo in mente, consigliere Valdegamberi, è davvero sanare situazioni di questo tipo, per tutti quei cittadini che comunque vorrebbero investire in un processo di riqualificazione energetica e accedendo al bonus 110%, se fossimo in buona fede e fosse davvero questa la preoccupazione che avremmo, non dovremmo fare niente, perché è già intervenuto il governo e ci ha già detto che per gli interventi del super bonus 110% è sufficiente una CILA e che non serve la dichiarazione di stato legittimo dell'edificio, perché basta riportare nella pratica il numero della pratica di agibilità. Quindi io senza questa porcheria posso già fare il 110% anche se ho un edificio precedente il 77%. Allora io vi chiedo onestà quando approvate questo articolo, che è già stato dichiarato incostituzionale. Ditecelo che volete fare un condono, ditelo ai veneti, magari sono anche contenti, ma in quest'Aula le prese in giro io penso che ce le dovremmo risparmiare.